Quarta corsa, una prova per ottimi soggetti di 3 anni, sono in 10 al via, all'1 Firefox dei Giovi, VP dell'Annunziata, 2 Fast and Furious, Carmine Piscuoglio, 3 Frida Cambar, Andrea Farolfi, 4 Physique Durol, Roberto Vecchione, 5 Flicca, Antonio Di Nardo, 6 Federica Jet, Enrico Bellei, seconda fila 7 Pharaon d'Or, Gennaro Riccio, 8 Fantasia Luis, Pietro Gubellini, 9 Flamboyant VF, Lorenzo Baldi, 10 Fidel Castro, Alessandro Gocciadoro. Incertezza per Flicca che rimane distante. Si parte con Frida Cambar che prende l'iniziativa, ha sbagliato anche Federica Jet. L'avanguardia Frida Cambar nei confronti di Physique Durol al largo, poi in corda Firefox dei Giovi con accanto Fast and Furious. Parte bene dalla seconda fila Fantasia Luis che è quarta in corda, cerca posto invece Fast and Furious che lo trova avanti a Fidel Castro, avanza allo scoperto Pharaon d'Or. 14 per il lancio da parte di Frida Cambar, oggi svegliata a partire, prende l'iniziativa, il quarto iniziale in 29,6. Physique Durol che ritorna all'esterno sull'avanzata dei rivali, si porta al largo, in corda rimane Firefox dei Giovi, mentre Pharaon d'Or perde la pariglia a causa dell'uscita dalla corda da parte di Fantasia Luis che va in schiena a Physique Durol. Passaggio davanti alle tribune con Frida Cambar che guida nei confronti di Physique Durol al largo, in corda Firefox dei Giovi, la pariglia per Fantasia Luis che precede Pharaon d'Or, poi ancora Fidel Castro, in corda ci sono Fast and Furious avanti a Flamboyant VF, alla retroguardia i rimessi Flicca e Federica Jet. 800 metri in un minuto spaccato per Frida Cambar e Physique Durol che ingaggiano il duello, 1,14,4 il chilometro, 9, accelerazione VF per la curva, insiste Physique Durol all'attacco di Frida Cambar che galoppa e così Physique Durol in vantaggio nei confronti di Fantasia Luis che passa seconda avanti a Firefox dei Giovi, poi Pharaon d'Or prova a proporsi in terza corsia, Fidel Castro in corda sempre Fast and Furious a 250 dal palo, Physique Durol in fuga da Fantasia Luis, poi gli altri che lottano per le piazze, Physique Durol in fuga da Fantasia Luis, Physique Durol che si allunga nel finale e porta a casa il successo. Al secondo posto finisce Fantasia Luis, al terzo Fidel Castro. 28,9 a chiudere dopo un 28,3, fa 1,57,2, 1,13 il ragguaglio cronometrico per il successo, il secondo consecutivo in bellissimo stile di Physique Durol, il team Elert, Roberto Vecchioni, i colori della scuderia Golfo dei Poeti, la vittoria della figlia di Maharaja e dell'ottima Tenerife che all'esterno di Frida Cambar la macinano fino a costringerla all'errore e vince isolata nel finale. Physique Durol addirittura 3 quinti in chiusura, giocatissima e vincente al secondo Fantasia Luis, al terzo Fidel Castro.